Rieccoci, allora andiamo dal capitano Pulsetti col microfono, che voglio chiedere così. Noi avete fatto quest'anno 43 gol, capitano, giusto? Abbiamo 43 Sì. gol. Ovviamente questi li vedremo tutti durante la puntata, però prima di farli vedere tutti, noi, la nostra redazione ha scelto i 5 più belli. I 5 gol più belli che avete fatto. Secondo te, il più bello di tutti qual è? Senza vederli, a memoria. Quello di Madonna sicuramente. Quello di Madonna. Sì. Secondo Eccolo voi qua. c'è Aspetta, qualcuno? manca. Quello di Madonna? Secondo me sì. Quello di Madonna, speriamo di aver preso giusto. Siete tutti Fatto anche il primo d'accordo gol della oppure stagione, quindi siete tutti d'accordo? Chiedo a qualcuno, siete d'accordo? Passiamo il microfono. il gol più bello. Trevor, il gol più bello qual è secondo voi? Dai il microfono, dallo a Pinzi, eccolo lì, ecco, c'era un altro lì, guarda Dennis, c'era un altro lì. Diamo a Pinzi. Qual è Sicuramente hai vinto, perché se poi si è fatto male, quindi diamo il cioccolatino, capito? Quindi diamo il biscottino, facciamo contento. Vabbè, allora facciamo così, andiamo a vederli, vabbè, i 5 gol più belli, vabbè, così poi andiamo a vedere i 5 gol più belli del calcio Padova della nostra redazione, vediamoli. È giusta la classifica Pulsetti che abbiamo fatto oppure Madonna, nella sfortuna che hai avuto in questo campionato, io mi auguro che tu, ho sentito che forse domenica potresti essere dei ragazzi che vanno perlomeno che fai parte del gruppo che giocherà contro il Gubbio, però sei stato sfortunato, hai avuto la fortuna, chiamiamolo così, o la bravura, anzi non la fortuna di fare il gol più bello a detta di tutti di questa annata. Mi fa piacere, più che altro è stato importante, quindi la cosa importante alla fine è quella. Poi ci sono stati tanti gol anche importanti durante l'anno, però fa piacere. Vabbè. Senti, l'infortunio, la domanda è come stai, al di là di tutto adesso, come stai fisicamente, stai bene, come stai, sei a posto, insomma ti sei ripreso bene? Sì, sono passati 5 mesi e quindi sto abbastanza bene. Ecco, in questo frattempo, correggimi se sbaglio, la società nel momento in cui tu hai avuto l'infortunio ti ha rinnovato il contratto, quindi ti ha dato una fiducia e un valore importante, insomma, Madonna giocatore. Sì, avevamo parlato quest'estate già di una possibilità di rinnovo e la promessa è stata mantenuta nonostante l'infortunio, quindi sono felice più che altro perché mi è stato riconosciuto probabilmente un lavoro sia come giocatore sia come persona che
che gratifica, che è giusto, insomma. Quindi mi gratifica più che altro per questo e per questo sei stato uno dei giocatori molto, come si può dire, dei tifosi un po', tutti dicevano manca Madonna, sei fortunato proprio lui che lì sulla fascia era quello che dava davvero, poi è arrivato che Salviato, tutti hanno dato il giusto contributo, però Madonna è stato un po' rimpianto un po' da tutti e questo al di là dell'infortunio, ripeto, fa piacere credo per un giocatore. Ma di solito quelli che mancano sono sempre quelli più forti, perché così. È vero che questo poi nel quando calcio. non ci sono è troppo facile, no? Quindi bisogna dare il merito a chi che c'era e che ha fatto le cose che ha fatto. Quelli che non c'erano, troppo facile rimpiangere. Ah beh, sicuramente sì. Mi stavi guardando Fulvio, sei d'accordo sui gol tu che sei stato un gol d'oro? No, perché non sei d'accordo? No, non vorrei togliere nulla a Madonna, però secondo me il gol più bello quest'anno è quello di Contessa, non quello su punizione, ma nella ripartenza che è stata fatta contro il Sud-Tirol. Per me quello è un gol meraviglioso. Te lo ricordi te, Francesco? Sì. Non l'ho fatto mettere, l'ho fatto mettere io. No, era quello che ha fatto l'azione sulla destra il giocatore, non mi ricordo. No, che c'è stata un'azione, c'è stata una ripartenza, hanno fatto 4-5 passaggi, si è presentato, ha fatto una gran volata. Guarda, poi li rivediamo tutti perché io non ho fatto, c'era uno che aveva fatto una bella azione sulla sistema, non so se era quello, Allora, solo quello io non l'ho fatto mettere, facevo cosa dici? C'era uno che aveva fatto una bella azione sulla destra, non ricordo chi. Vabbè, dopo ricordi se lo fate era. vedere. Quello che ha fatto l'azione sulla destra, poi li rivediamo tutti in ogni modo. E c'era uno che aveva poi messo in mezzo e aveva fatto il gol, non mi ricordo chi. Ma non sicuramente quello adesso poi... Marcandella Io mi ricordo che c'è stata una bella azione sulla fascia sinistra, destra. Marcandella. Anche quello di Contessa con gol di Chinellato, credo all'inizio. Di testa. No, ma era di piede quello che avevamo messo dentro. No, questo sicuramente, questo non l'avevamo messo, quello che stai dicendo. Perché il buon Francesco, che è un buon collaboratore, mi ha detto subito non l'hai messo tu, no, ma non è proprio vero che è così. Diego Bonavina, cosa vuol dire il Padova in Serie B per la città di Padova? E ovviamente poi andremo ad analizzare tutto il resto, però ovviamente i tifosi adesso aspettano questi 2 milioni di euro che arrivano dal CONI, come premio promozione? Come premio promozione, aspettano che arrivi lo stadio sistemato. Raccontaci un po' per Padova città. Il Padova in Serie B. Credo che per Padova città sia una grandissima vittoria perché avere la squadra in Serie B non è solo il calcio Padova e lo sport che va in Serie B, ma vuol dire tutta una serie di indotto che porterà sicuramente questa realtà. Quindi il fatto di avere una società che ha delle basi solide, come è stato detto fino adesso, e il fatto di avere finalmente una squadra che può confrontarsi in un campionato più consono e soprattutto perché la formula del campionato di Serie C è una formula dalla quale è difficilissimo uscire e quindi questo credo sia un grande passo che è stato fatto. Però è l'indotto importantissimo perché il turismo, la possibilità di aprire la città di Padova alla cultura coniugata appunto all'aspetto sportivo credo sia una cosa molto molto importante di cui tutti quanti sono contenti, quindi è giusto gratificare, è giusto ringraziare questa società e questa squadra che ha fatto un'impresa veramente, perché uscire dalla Serie C in questo modo ragazzi non è così facile onestamente, e quindi per Padova è tanta roba. C'era un articolo molto interessante ieri, oggi, che la promozione in Serie B del Padova potrebbe portare 10 milioni di indotto, 10 milioni di euro di indotto, era uno studio di Confesercenti. Stavo prendendo il caffè e dico, però se tutti questi che prendono questi 10 milioni di euro, dessero un contributo, il 10% lo donassero al calcio Padova, potremmo contare su 1 milione di euro in più nel budget del prossimo anno. È fatica a trovare però quelli che raccolgono. La prima domanda è risposta, e la seconda? Dopo posso rispondere anch'io al Presidente su questa cosa qua. Però la seconda, Stefano, Andrea potete intervenire, anche voi di qua potete intervenire? Ovviamente, no, la seconda è dal 1994, forse dal 95 che si parla di ristrutturazione dello stadio, di cambiare lo stadio. Siamo nel 2018 e ancora non è stato fatto niente, quindi evidentemente non è un buon motivo per non farlo mai. Ma assolutamente, no, la volontà è quella che ormai credo se ne sia parlato abbondantemente. Abbiamo la fortuna di avere un ottimo rapporto con l'attuale proprietà, con la quale ci confrontiamo e ci parliamo sempre. Da una parte c'è un progetto di ristrutturazione che è lì, che è in attesa di essere sdoganato non appena si
ci auguriamo presto verranno risolti i problemi a Roma sul nuovo governo, perché non appena saranno arrivati i 2 milioni a fondo perduto per la città di Padova, lì si potrà fare un intervento di ristrutturazione, ma in questo momento siamo anche un po' alla finestra, perché con la proprietà stiamo valutando tutta una serie di iniziative che possono essere portate avanti, che vanno dal centro di allenamento allo stadio. Però dico, se non dovessero arrivare questi soldi dal CONI, c'è la possibilità che il Comune faccia qualcosa per quanto riguarda lo stadio per il Padova in Serie B, oppure è inderogabile che arrivino quei soldi per fare qualcosa? È fondamentale che arrivino quei soldi, perché in questo momento il Comune di Padova ha messo a bilancio 1.200.000 euro per la ristrutturazione dello stadio, e con 1.200.000 euro probabilmente si mettono a posto i bagni e poco altro. E quindi è inutile che prendiamo in giro la gente, è necessario che ci sia questo contributo da parte dello Stato, dove il Comune di Padova ha partecipato, abbiamo tutte le carte in regola, perché il bando periferie sembra veramente ritagliato per la ristrutturazione di un campo, di uno stadio come l'Euganeo, però da qui a dire che le diamo già, no, da qui a dire che siamo tutti molto ottimisti, sì. In che tempi? Sì. Giorgio, purtroppo i tempi dovevano essere poco prima delle elezioni, e una volta che sono state fatte le elezioni adesso si è in attesa del nuovo governo per capire cosa ne verrà fuori. Quindi se il governo non verrà fatto fra un anno? Il governo verrà fatto di sicuro, non so come, ma verrà fatto di sicuro, perché in questo momento è tutta l'Italia che ci sta perdendo, perché voglio dire, è un problema grosso, non è solo italiano, ma all'estero credo che siano in pochi quelli che non ridono di questa situazione, quindi credo che necessariamente dovrà essere fatto il governo, e quindi siamo tutti fiduciosi. Giorgio Zamone, è iniziato col Pordenone, arrivi a Padova del direttore sportivo, arrivi un attimino così, non in maniera perché dicevano che eri procuratore dei giocatori, eri visto un attimino, poi fai un lavoro... Lo dicevi tu. Dicevo io, dicevo io, non c'è mica, dicevo io, poi invece fai un lavoro, scherzo. sì, ma tanto me le mandi. Siamo in festa stasera. Sì, Giorgio, però quando è ora di mandarmele me le mandi, hai ragione, dicevo io, e però tutto sommato poi hai fatto vedere che insomma hai costruito una squadra importante, come diceva Stefano all'inizio, una squadra ben abbinata tra i giovani e i meno giovani, insomma, e hai ottenuto la promozione secondo anno. La prima domanda che ti faccio: è stato fondamentale la società con un uomo solo al comando, dove hai potuto lavorare in modo migliore, oppure era indifferente, questo era proprio il tempo che ci voleva per poter vincere? Beh, allora, un po' avevo bisogno di fare un po' di esperienza anch'io in una piazza importante come può essere Padova, dove ovviamente ogni minimo errore ha un risalto diverso rispetto a quella che è una realtà piccola come Pordenone, da dove sono partito. E indubbiamente è un vantaggio grosso anche avere comunque solo un referente con il quale potersi confrontare, con il quale poter prendere delle decisioni che siano in un senso e in un altro, e quindi il compito sicuramente è stato agevolato. E poi la fortuna è comunque quella di individuare, al di là dell'aspetto, qui mi ripeto, l'hanno già detto quasi tutti quelli che hanno parlato fino adesso, è quello di azzeccare le qualità morali dei giocatori, che le qualità tecniche bene o male si conoscono, insomma i ragazzi si vedono, spesso non conosci bene le qualità umane, le qualità morali, magari ti informi tramite conoscenti e quant'altro, ma qualche volta non sempre azzecchi tutto questo. Quest'anno, anche un po' per merito del mister, insomma, che poi è stato bravo a tenerli comunque tutti sul pezzo, tutti sulla corda, ma indubbiamente... Ci puoi dire qual è stata la trattativa che hai fatto più fatica di loro a portare qui a Padova? Cioè il giocatore che ha avuto più difficoltà, non col giocatore, magari con la società di appartenenza o col giocatore stesso. Ce n'è stato qualcuno oppure è stato tutto... Io, no, non ce ne sono di difficili o di facili. Io l'operazione che vado un po' più fiero, non l'ho mai detto, ma in questo caso è giusto che lo dica, è quella di Trevor, perché era stato accolto con scetticismo, c'erano 1000 dubbi, era stato un mio giocatore, sembrava quasi, e invece io conoscevo le qualità morali, sapevo la sua voglia di rivincita, e quindi è stata una scommessa forte che però ritengo di aver vinto, quindi questa è la cosa più bella secondo me. Trevor, ti luccicano gli occhi, se dai... Insomma, è bello anche questo, insomma, no? Perché tu sei arrivato, giustamente come diceva il direttore, un attimino con i tifosi che
un attimino ti contestavano, invece Che brontolavano. che brontolavano, via dai, che brontolavano. E quindi è stata la scommessa del direttore e tu hai, insomma, hai fatto qualcosa di importante per questo Padova. No, ringrazio Giorgio. Il microfono un po' più perché- vicino. Ringrazio Giorgio perché mi fa piacere, poi sì, è stato veramente un inizio difficile da parte mia, però ho trovato, perché sono arrivato un paio di settimane dopo gli altri, e ho trovato veramente non sono le classiche frasi fatte, ma un gruppo veramente ottimo che mi ha accolto bene, e quindi merito va anche a loro che mi hanno accolto in questa maniera, e poi sicuramente con il nostro martello del mister. Ma proprio un martello il mister. Bello, sì, proprio. Proprio tutte le volte martella in una maniera incredibile. Ma poi ormai una volta che viene un po' col sorriso, sempre col martello proprio. No, ma è giusto, alla fine Col sorriso si ride. Visto, faccio il sorriso. glielo ma facciamo insomma- passare dopo noi il sorriso. No, il sorriso ce l'ho sempre, eh? Sì, ce l'ha Sì, sempre. sempre, no, Ma- Sembro un orso, ma sorrido, con Sì, loro sì. sorrido, sì. Groppi, com'è la situazione col mister? Raccontami tu che ce l'hai sempre vicino, dimmelo un po'. Tu sorridi, si vede che sorridi. Dimmelo un po'. Io devo sorridere un po'. Lui sorride al posto. No, il mister è un lavoratore e infatti dice sempre, dai, noi abbiamo azzeccato, penso, un gruppo di uomini e il giocatore può sbagliare, l'uomo no. Noi abbiamo azzeccato gli uomini perché non hanno mai sbagliato e come i giocatori hanno sbagliato il minor possibile e quindi con il collettivo, con un lavoro fatto, con una società seria siamo riusciti a centrare un obiettivo importante. Ma senti, per lavorare con il mister durante la settimana, al di fuori del campo, perché andate in campo, preparate l'allenamento, è proprio uno di quei martelli che con te, cioè per... Ma questo è un martello con tutti, ma perché c'è una professione, è un vincente, questo dobbiamo dirlo, ma evidentemente è stato il frutto del suo lavoro che ha sempre portato avanti e quindi vuole massima professionalità nelle 2 ore che ci si trova e quindi siamo tutti un po' seri. Poi ognuno ha un suo carattere, noi ci conosciamo da parecchio tempo, so anche come parlare, come i momenti in cui parlarci, ma ci siamo sempre detti francamente le cose come giusto sia. E questo è il dura risultato. lavorare con me, è dura. Però penso che il grande merito va anche va a loro, che poi è chiaro che lo dicono sempre dell'allenatore, ma il merito va a loro. Qual è il giocatore che ti faceva arrabbiare di più in allenamento? È per la prima volta nella mia carriera che non ho mai litigato con nessun giocatore. No, litigato. No, mai. Che Ma io ho urlavi, litigato spesso, urlavi più degli altri. Uno alla settimana, Giorgio. Uno alla settimana. Uno alla Qualcuno settimana. No, qualcuno che mi faceva arrabbiare, tutti in qualche modo mi hanno fatto arrabbiare perché hanno delle potenzialità che ancora loro non sanno. Anche gli stessi vecchietti, Pinzi, Trevor, Pulsetti, Berlinghieri, Salviato, cioè quelli un po' più vecchi, Russo, hanno delle potenzialità che non hanno espresso e questo a me mi dispiace. Però io sapevo di avere a che fare con degli uomini, loro veramente non hanno sbagliato un allenamento e non ho mai litigato con un giocatore, è la prima volta nella mia carriera corta, perché non è che... Hai litigato con tutti tranne con loro. Mai litigato con nessuno. Sì, no, nei campi, durante le partite. No, vabbè, quello fa sono i miei avversari, se posso li schiaccio, non è che sto lì a guardare. Con i miei giocatori è la prima volta nella mia carriera che non ho mai litigato con un giocatore. Tu hai fatto una cosa, mister Bisoli, che reputo positiva e anche rischiosa. A un certo punto a Natale hai detto, questi giocatori io ho promesso il rinnovo del contratto, 4, 5, 6, se non ricordo esattamente, e hai mantenuto, e la società ha mantenuto la promessa che tu avevi fatto allora. È stato tutto da questo punto di vista significativo per quanto riguarda il gruppo, i giocatori e la società. Perché uno può dire con tutto rispetto... È una strategia d'azienda. Sì, ma uno può dire il contratto oggi, al giorno d'oggi, lo possiamo rinnovare a fine campionato, tanto non è che sia... Invece tu hai mantenuto la parola... Ho mantenuto la parola loro, ma allo stesso tempo avevo già parlato col presidente, col direttore, che questa era una cosa importante. Che se noi a dicembre eravamo nelle prime era giusto riconoscergli un merito e quindi era giusto e la strategia aziendale era per tutti il bene che tutti questi avessero il contratto, perché poi quando non hai il contratto inconsciamente qualcosa ti toglie e quindi per raggiungere un obiettivo il presidente ha fatto un sacrificio, il direttore ha fatto un sacrificio, io ho sempre promesso a loro che quando dico una cosa, se questo non veniva mantenuto io ero il primo che me ne sarei andato.
se questo non veniva mantenuto... No, se hai la parola ti fa onore, indubbiamente. Senti una cosa, prima la pubblicità, adesso devi dirmi questa cosa. Domani mattina ti trovi con il Presidente... No, domani pomeriggio. Domani pomeriggio, scusami, domani mattina il pensiero è al pomeriggio che ti trovi col Presidente e forse con il Direttore Generale o col Vicepresidente o con i soci, non lo so. Perché tu rimanga, cosa vuoi? Cioè, se per la Luna. No, cosa vuol dire? Ma sono dei programmi, Ti faccio una domanda così, da giornale. Cosa vorresti? Un programma, un progetto? Cosa vorresti? Il progetto nel calcio non esiste, se non porti risultati sei il primo. E allora cosa vorresti? Intanto vorrei mantenere il rapporto che ho con loro in questo momento, cioè di grande rispetto. Io, al di là che qualche volta... questo c'è. Sbraito, ma io faccio due cose nella vita, ho sempre fatto. Faccio un mestiere particolare, che poi non è neanche un tanto un lavoro, ma non so neanche come chiamarlo. E l'ho sempre detto ai giocatori, io insulto il giocatore e sono pagato per insultare, ma l'uomo lo rispetto. Lo stesso tempo qualche volta mi viene da insultare delle cariche che sono superiori anche alle mie, ma lo faccio proprio per spronare tutto l'ambiente, ma non mai nella mia vita ho mancato di rispetto a una persona. Sono d'accordo, cosa vorresti? No, bisogna chiedere al Presidente. No, sei tu, cioè tu domani vai dal Presidente, non c'è il Presidente, non ci ascolta, domani vai dal Presidente e parlate di un progetto, allora uno va là e dice io per rimanere voglio più soldi, voglio un progetto, voglio un programma, voglio una sicurezza di giocatori. No, non ho mai fatto questo. E cosa gli chiedi? Perché per accontentarti? Perché cerco di fare di intermediario questa notte. No, tanto bisogna vedere se il Presidente è contento che io rimanga. E tanto quello, la prima cosa che io... Aspetta, fermo un attimo. No. Il Presidente è contento se rimane Bisoli? No, ma no, non voglio. No, ma non ha bisogno del procuratore. Il Presidente è contento che tu rimanga. No, ma la cosa che io sono venuto a Padova, a parte per vincere, e gliel'ho detto l'altra sera al Presidente, che se io non avessi vinto quest'anno avrei stacciato il contratto e me ne sei andato perché avrei fallito per me personalmente. Ma la prima cosa che ho apprezzato, che in questo mondo lo fanno pochi, è che sono due persone, il figlio del Presidente, che in quel momento rappresentava il Presidente, e il direttore, sono venuti da Padova, sono venuti fino a Lerici. Non è che sono una bella donna io da venire a fare 300, 400. Io ho apprezzato quel gesto lì. Quindi dentro di me c'era il fatto che due persone volevano forse confrontarsi con me come... Quindi domani mattina tu vai a Lerici? No. Io domani mattina vado tanto a fare l'allenamento. Ci sto scherzando. Poi capito. Poi domani pomeriggio ci sediamo, faccio una bella meditazione, così il Presidente dice che ogni tanto alzo la voce, ma sono fatto così, faccio una bella meditazione, vado là e ci confortiamo. Beh, però adesso a parte gli scherzi, Pierpaolo Bisoli, la meditazione sicuramente l'avrai già fatta. Bisoli, la tua volontà, perché la gente, io cerco di essere papale, la gente dice Bisoli ha già richieste di altre società, c'è il Brescia che lo vuole, c'è questo che lo vuole, domanda mia, la tua priorità, se tutto va bene, è il Padova? Questa è la domanda. Sempre detto io. Vabbè, allora andiamo in pubblicità tra poco.